I podcast di LCN Sport. Buongiorno amici di Diario 1912, la calcio Lecco Day by Day. Allora, sabato 11 aprile 2026 e siamo al post Alcione Lecco 2-0. No, Alcione Milano Lecco 0-2. Ebbene sì, i blucelesti vincono e con merito allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, con una prova per lo più positiva, a tratti molto positiva, con qualche sporcatura qua e là, soprattutto nella cuore di un primo tempo che inizialmente ci ha abbagliati, subito in gol al quinto con Duca, poi per l'appunto un po' di superficialità in alcune situazioni, con un paio di campanelli, poi la situazione che vede protagonista in negativo per una volta tanto Metlika, con una grossa occasione che viene sprecata dall'Alcione. Da lì in realtà il Lecco si risistema, capisce l'antifona, capisce che non è cosa, diventa un po' più sporco, e di questa cosa ieri ho chiesto a Mister Valente e, pur partendo da un non sono d'accordo, poi ha argomentato e essenzialmente ha detto che è stato un atteggiamento voluto, e questa cosa in realtà è quella che mi porto dietro con più interesse dallo stadio di stadio Breda di Sesto San Giovanni, per un motivo molto semplice. Quante volte noi nel corso del girone d'andata e anche all'inizio di questo girone di ritorno abbiamo detto sì, ma manca il cambio di spartito, sì, ma giochiamo sempre alla stessa maniera, che noi si sia sopra, sia sotto, si stia pareggiando, sempre quella roba lì facciamo. Cambiare è importante, soprattutto in ottica playoff. Ieri il Lecco ha dimostrato di poter cambiare modo di stare in campo, di essere più verticale, di cercare più le punte coi palloni alti. Sicuramente avere Konate e Sipos a fare questo lavoro, o Parker quando entra, secondo me è entrato molto bene anche ieri, quindi non è che una rondine fa primavera, ma siamo già alla seconda rondine dopo Cittadella, dove è stato espulso per un'assurdità arbitrale, non per altro, non perché abbia avuto delle colpe nella fattispecie. È un'altra vita sicuramente rispetto all'avere solo Leon Sipos, quindi questa è sicuramente una nota di merito, uno per Valente, che comunque di questa squadra è il gestore, quindi a gestore ovviamente all'interno di questo termine c'è anche allenatore, però non si allena e basta la tecnica, la tattica, tutto un ampio spettro di cose, e anche alla squadra che sta imparando a capire che all'interno di 90-100 minuti ci sono tanti momenti diversi, ci sono i momenti in cui tu puoi avere un predominio, ci sono i momenti in cui ti devi, ora direi arrabattare, ma sarebbe sbagliato, devi magari abbassarti, stringerti, accorciarti e buttarla un pochino in cacciara, ma va bene, è proprio quello che abbiamo contestato, come dicevo prima, nel girone d'andata sostanzialmente, quando siamo quasi sempre andati a punti, bene, ma quelle volte in cui siamo andati sotto nel risultato non abbiamo praticamente mai recuperato. Quindi questo è l'aspetto più positivo e interessante che mi porto dietro dalla trasferta di ieri sera, dal punto di vista ovviamente tecnico-tattico. Poi ci sono tante cose che ci rimangono attaccate addosso alla pelle. Il gol di Stefano Bonaiti, una cosa che mi fa veramente molto felice per comunque una serie di motivi. Parliamo di ragazzo, sì, uomo, ormai classe 98, insomma, non è più neanche un ragazzino, figlio di questa città, che respira l'umore della città da sempre, tifoso vero, che posso immaginare in queste settimane non sia stato propriamente felice di guardare gli altri giocare, avrebbe meritato dei minuti in più sicuramente, però ieri già al quinto minuto del secondo tempo era stato chiamato a entrare, aveva già tolto tutto, aveva solo la pettorina, vuol dire che era un cambio già nell'aria, come quello di Parker, gli era già stato preannunciato, era un ex, è stato schierato come quarto di destra, è un ruolo che lui sa fare, l'ha già fatto
fatto quest'anno, l'ha già fatto in carriera in generale, lo voleva proprio sto gol, perché lui va a attaccare questa palla con una ferocia, con un timing che è proprio solo di uno che vuole fare gol, punto. Vuole finalmente riuscire a incidere il suo nome all'interno del tabellino marcatori, vuole segnare con la maglia del suo cuore, i colori del suo cuore, in una serata speciale con 638 tifosi nel settore ospiti e tanti tra l'altro in tribuna. È stato bellissimo, c'erano lecchesi o comunque tifosi del Lecco, non sono solo lecchesi, arrivano anche da fuori provincia ed è una bella cosa ovviamente, ma dappertutto, in entrambi i settori. In campo si sentiva un casino importante, è stato uno spettacolo, un gran bello spettacolo ieri sera. E quale miglior serata per trovare il primo gol per uno come Bonaiti, che lo trova contro quella che è stata la squadra della sua maturazione. Lui ha fatto 3 promozioni dalla D alla C e poi in C si è consolidato l'anno scorso proprio con la maglia dell'Alcione e era la sua partita, era proprio la sua partita. L'andata aveva giocato a titolare, aveva giocato anche una buona gara. Se non l'avete fatto, vi invito ad andare a guardare l'esultanza dopo il gol del 2-0 dalla panchina. Si vedono distintamente Dalmasso, Constant, Ferrini e Sipos che entrano in campo e quasi vanno a correre dall'altra parte. Vorrà dire qualcosa. Battistini abbraccia, questo non c'è nei filmati ma l'ho visto molto bene, Battistini abbraccia Bonaiti con sincera fratellanza, posso usare questo termine? Non ne trovo uno migliore. Si capisce quando un abbraccio è molto vero o no. Quello era un abbraccio molto vero, ma perché poi noi a volte abbiamo anche un po' la presunzione di sapere, pensare di sapere tante cose. In realtà questi ragazzi soffrono quando non giocano, che sono giocatori, e se non giocano viene meno il loro essere calciatori, giocatori, chiaramente. Figuratevi per chi ha un radicamento così forte e gioca nella squadra della sua città. Quindi posso immaginare che in quell'abbraccio ci fosse un grosso significato. Detto che Battistini poi è uno che va a abbracciare forte chiunque, sinceramente felice quando segna un compagno di squadra, però mi è sembrato molto particolare. E anche Duca che va verso la panchina, arriva Furlan di corsa, così era il 5° minuto, non c'era evidentemente tutto il sentiment di un gol al 90esimo. Il Lecco ha festeggiato come se fosse un gol fatto al 90esimo e al 5° minuto. Vuol dire che comunque questa squadra in questo preciso momento è riuscita a fare uno switch dal punto di vista mentale dopo le grosse difficoltà avute nel corso della prima metà del girone di ritorno, per infortuni certo, per mentalità pure e anche per una mancata reciproca conoscenza dei vari giocatori di questa rosa, perché comunque a gennaio sono state messe delle pedine importanti. Noi abbiamo 3 titolari fissi al momento del mercato di gennaio, che sono Urso, Konaté e Duca. Su Duca io non credo di dover dire nulla di più rispetto a quello che ho detto settimana scorsa dopo la partita con il Vicenza. Un giocatore clamoroso, un tuttocampista, sa fare tutto, sa fare gol, magari gli manca un pochino di rifinitura, che ha personalità, qualità, ha temperamento, ha tutto. Io proverei a trattenerlo con molta forza, anche se comprendo il fatto che lui ha un altro anno di contratto con la Juve Stabia, pur non avendo grossi rapporti con Abate, però in generale presumo voglia tornare in Serie B, ma comprensibile. Eppure non è neanche così scontato ritrovarsi protagonisti nelle squadre. Però ragazzi, che giocatore, mi sta stupendo che Spo fosse un giocatore forte ma in grado di esprimersi a questo livello. Difficile, comunque nel giro di 1 mese e mezzo 2 mesi sta facendo tutto questo, non è scontato. Bene, vittoria in trasferta, noi stiamo facendo delle partite notevoli in trasferta, abbiamo fatto tanti punti in trasferta, ma veramente tanti. A Cittadella ce ne sono stati rubati 3 sotto il naso, avremmo fatto un filotto veramente importante. Ma è una squadra che ormai da qualche settimana ha iniziato a stare bene fisicamente, ad avere continuità con i giocatori, perché li ha recuperati via via e fa tutta la differenza del mondo. A oggi Luca Marrone non ha bisogno di accelerare il suo recupero, ma può tranquillamente recuperare con tranquillità, perché questa vittoria, l'abbiamo detto in sede di presentazione, era veramente necessaria e proprio per questo ieri l'ho chiesto a Bonaiti. Ho detto, ma voi sentivate la responsabilità, in quel peso, l'importanza di questa partita, vedendo anche gli altri
altri scontri che ci sono in ballo, il fatto che eravate alla terzultima e la risposta è stata sì, certo. E avere quell'approccio, portare così tanti uomini in area sulla prima vera possibile palla gol della partita al quinto minuto, vuol dire aver compreso l'importanza della gara e di aggredire una compagine non morta, credo l'abbia dimostrato anche ieri parzialmente, come l'Alcione, che a Trento ha fatto una grossa partita al netto delle difficoltà che ha in questo momento e il fatto che paga ogni minimo episodio nella sua area di rigore, però appunto aggredita è crollata subito, però non ha ceduto di schianto, ha continuato a giocare, ci ha messo anche in difficoltà. Bene così, sarà un bel fine settimana anche questo, anche per i giocatori che potranno riposare per 2 o 3 giorni, adesso sono comunque meritati. Lumezzane Union Brescia oggi, Lumezzane che la prossima settimana tra l'altro arriverà a Lecco e che potrebbe creare problemi all'Union Brescia. Io prospetto un pari oggi, 2 squadre che per motivi diversi oggi possono prevalere sull'avversario. Tra l'altro ieri il TAR ha dato ragione a un tifoso dell'Union Brescia che quindi sarà allo stadio, perché gli ha dato ragione, ma uno non crea problemi di ordine pubblico. Ma siete seri? Ma siamo veramente seri? È così che si decide, facendo figli e figliastri? Ma siamo veramente al vale tutto. Pergolettese Virtus Verona, ed è gara di veramente gigantesca importanza per entrambe. La Virtus deve per forza di cose vincere per tenere vivo il possibile discorso salvezza. Il Pergo, se oggi fa bottino pieno, saluta e si salva. Triestina Gianni Arminio, su cui credo di non dovermi soffermare. Lanerossi Vicenza Novara, idem con patate. Più per il Novara che per il Vicenza questi 3 punti avrebbero un grande peso, e il Novara nelle ultime 2 non ha fatto granché bene, va detto, però è pur vero che è una squadra che se torna a girare può andare al Menti a far risultato. Le commentiamo domani. Buona giornata a tutti, buon inizio di fine settimana a tutti e forza Lecco sempre. Eravate uno spettacolo, ragazzi, uno spettacolo.